Buongiorno a tutti, buongiorno. Mi premeva informare tutti i vittoriesi che abbiamo compiuto un altro passo importante per arrivare fra, credo, al massimo un paio di mesi a concludere ogni passaggio necessario alla completa acquisizione di proprietà della nostra Areocampo di San Giacomo e di gran parte della superficie della caserma Gotti. È un qualcosa di importante per la città perché darà modo a noi e a chi mi seguirà, perché ci vorranno molti anni per poter assorbire efficacemente quelle enormi superfici e metterle a frutto, ma ci darà modo di arricchire la città di molti servizi che oggi sono mancanti o carenti. Praticamente con la sottoscrizione di ieri il Comune ha avuto in consegna l'intera Gotti e l'intero Areocampo. Questo finalizzato a fare quei lavori minimi ma necessari per poter procedere e arrivare alla sottoscrizione notarile del passaggio di proprietà dei due beni. Dovremo aprire dei cancelli naturalmente alla Gotti per poter avere libero accesso alla nostra quota parte, dovremo recintarci all'interno, definendo quello che è l'area nostra rispetto a quella che rimane del demanio militare, che corrisponde alla caserma più grande. E quindi passare dopo all'ultimo passaggio consiliare indispensabile per poi fare l'atto notarile. Il tutto, ripeto, dovrebbe chiudersi entro questa annualità. Io da una parte sono contento perché in questo anno e mezzo abbiamo messo a frutto quello che era stato pattuito in passato con il demanio militare. E non sono del tutto contento perché sono dell'avviso che, avendo agito in altro modo, quei due beni là, immagino, sono convinto che avremmo potuto averli gratuitamente. Sono convinto che ci siano state delle motivazioni particolari per cui quella strada non è stata scelta. Certo che oggi noi abbiamo quelle due superfici, però a frutto di un concambio e non di un'acquisizione senza pagamento, cioè gratuita, quello che penso che si sarebbe potuto fare. D'altro canto così era la via descritta, predisposta, e sono contento dopo tante corse fatte con il mio assessore Antiga fra Roma, Venezia, Mestre, eccetera, e sopralluoghi e riunioni tante, alla fin fine abbiamo stretto i tempi al massimo e credo, ripeto, ancora entro l'anno li porteremo a casa. Sarà cura mia, nostra, di convocare tutte le associazioni sportive e le varie associazioni della città per manifestazioni di interesse e poter mettere assieme l'interesse di tutti coloro che potrebbero trarne un utile, e un po' alla volta vedremo di usare al meglio, ecco, questi due beni nuovi che ci arrivano.